Buongiorno carissimi amici, carissime amiche, ci ritroviamo per un po' di yoga insieme. Spero che stiate tutti bene e che abbiate voglia di sciogliervi un pochino. Bene, allora iniziamo appoggiando le mani sull'addome senza creare una pressione, un contatto leggero e ascoltiamo il nostro respiro. Cerchiamo di percepire come si muove il respiro dentro il nostro corpo, sentire la pancia che si espande un po', poi si contrae, senza forzare il respiro, semplicemente lo ascoltiamo così com'è. E cerchiamo di entrare in una condizione di calma, di quiete, di tranquillità e di serenità. E adesso, inspirando, portiamo le braccia verso l'alto, su una bella apertura. Lasciamo che si apra il cuore, così per riempire il cuore di spazio, per riempire il cuore di luce. Solleva il cuore verso il cielo, fallo salire verso il cielo. Poi buttiamo fuori completamente il respiro, portiamo a contatto i palmi delle mani, ci flettiamo un po' in avanti, fuori completamente il respiro. Poi ancora su, apro, inspiro, spazio, spazio nel petto, spazio nella mente, spazio nel cuore. E espirando chiudiamo ancora. Ancora una volta, dentro il respiro, cerchiamo di farlo scendere giù bene, in profondità. E fuori il respiro. Bene, ci risolleviamo, rilassiamo, teniamo sempre le spalle bene aperte, rilassate e lontano dalle orecchie. Poi apriamo le braccia senza irrigidirle, le spalle sono sempre lontano dalle orecchie, le braccia sono leggere. Ci allunghiamo sul lato, poi sull'altro, ancora. Voglio allungarci bene, torniamo al centro e ci allunghiamo sull'altro lato. Ancora. E poi rilassiamo, distendiamo, abbandoniamo le braccia. Incliniamo piano la testa sul lato, poi la riportiamo al centro, la facciamo scendere sull'altro lato. Uniamo anche il respiro, portiamo la testa al centro, inspiro, dentro il respiro, inclino la testa, fuori il respiro. Ritorno, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora, dentro il respiro, fuori il respiro. Dentro il respiro, fuori il respiro. Bene, ci risolleviamo. Adesso portiamo energia alle nostre mani, strofiniamo bene insieme le mani, carichiamole di energia, di forza, passiamo una mano sulla fronte da un lato all'altro, poi l'altra mano, una leggera pressione delle mani sulla fronte, ancora. Adesso appoggiamo la punta delle dita nel punto tra le sopracciglia e facciamo scorrere le dita delle mani su tutto l'arco sopraccigliare fino alle tempie. Ancora, partiamo dalla radice del naso, seguiamo le sopracciglia, scendiamo un po' fino alle tempie. Ancora una volta, sempre una leggera pressione delle mani sul viso.
Bene. Adesso portiamo le mani ai lati del naso e tiriamo un po' le guance verso le orecchie. Ancora, ripetiamo ancora. Stiriamo un po' tutta la pelle del viso. Ancora. Rilassiamo, chiudiamo i pugni, picchiettiamo un po' dietro il collo, sulla nuca, sul collo, dei piccoli colpetti. Poi ci fermiamo. Rilassiamo completamente, sempre le spalle bene aperte, lontano dalle orecchie. Cerchiamo di distendere completamente tutto il viso, tutti i piccoli muscoli del viso. E cerchiamo di sentire le sensazioni sul viso, come se ci fossero delle piccole vibrazioni, come se la pelle del viso fosse ancora accarezzata. Bene, adesso facciamo questo. Portiamo un braccio verso l'alto, disegniamo 3 cerchi nell'aria con il braccio teso, nell'altra direzione. Poi allunghiamo il braccio lateralmente, ci incliniamo anche un po' lateralmente, lo spingiamo bene lontano, cerchiamo di sentire questa bella apertura lungo tutto il fianco. Teniamo un attimo la posizione, poi lasciamo ricadere il braccio e disegniamo un semicerchio nell'aria, così con leggerezza, risollevandoci. Abbassiamo il braccio, portiamo la mano sul ginocchio, rilassiamo. Poi lo stesso movimento sull'altro lato, sul braccio, lo allungo bene verso l'alto, tocco il soffitto, 3 cerchi, 1, 2, 3, nell'altra direzione, 1, 2, 3, spingo il braccio nella direzione opposta, lo spingo bene lontano, cerco ancora di aprire bene tutta la fascia laterale, tengo un attimo la posizione, poi lascio cadere il braccio leggero, come un'ala che si ripiega, poi su, un movimento leggero, disegniamo un semicerchio nell'aria, con leggerezza, braccio senza peso. E riportiamo la mano sul ginocchio, rilassiamo, distendiamo. Adesso giriamo la testa verso la spalla, la riportiamo al centro, la giro verso l'altra spalla. Poi ancora la porto al centro, la giro. Cerchiamo di tenere il mento diritto, parallelo al pavimento, non fare questo, non fare questo. E ritorno, l'altra spalla. E torno ancora. Adesso flettiamo la testa in avanti, cerchiamo di aprire bene le cervicali e disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa, lentamente, cercando di fare un bel movimento ampio nell'altra direzione. Ascoltiamo come si muove la testa, cerchiamo di sentire il peso della testa. Ancora cambiamo direzione. E poi ancora una volta, cambiando ancora direzione. E ci fermiamo e rilassiamo. Intrecciamo le dita delle mani, portiamo le mani dietro la nuca, allarghiamo bene i gomiti, dentro il respiro, fuori il respiro. Ci giriamo un po' su un lato, lasciamo cadere la testa, lasciamo pesare un po' le braccia sulla testa. Inspiro,
ritorno al centro, allargo, apro bene, espiro sull'altro lato, giù la testa. Ancora, apro al centro, giro, ruoto, entro in torsione e giù espirando, fuori il respiro. Ritorno, allargo, torsione e giù, fuori il respiro. Facciamolo ancora una volta. Torno al centro, apro bene, giro, fuori il respiro, inspiro e fuori il respiro. E ritorno. Apro bene ancora, cerco di avvicinare bene le scapole, spingo bene indietro i gomiti, tengo un attimo questa posizione, poi sciolgo, intreccio delle mani, mani in avanti, intreccio ancora le dita delle mani, allungo le braccia in avanti, le spalle sono lontane dalle orecchie, spingo bene le braccia in avanti, cerco di sentire che si stirano, si allungano bene tutti i muscoli della schiena, tutta la muscolatura dorsale, la muscolatura alta della schiena. Tengo questo allungamento e poi rilasso, distendo. Spalle bene aperte, senza chiudere la schiena, spazio nella schiena, spazio nel torace. E inclino ancora piano la testa da una spalla all'altra. Bene. Adesso lasciamo ferma una spalla, questa spalla non si muove, muoviamo solo questa spalla, la spingiamo in avanti, poi su bene verso l'alto, poi la portiamo indietro, la spingiamo bene indietro, la facciamo scendere e la riportiamo in avanti. Adesso nella direzione opposta, indietro, su, la portiamo bene verso l'alto, la spingiamo in avanti e la spalla scende. Rilasso, ascolto, cerchiamo di sentire la differenza tra una spalla e l'altra. E poi l'altra spalla, questa rimane ferma, questa si spinge in avanti, poi su, bene, la portiamo bene verso l'orecchio, la spingiamo quanto possibile verso l'orecchio, poi quanto possibile indietro, quanto possibile in basso e la riportiamo in avanti. Adesso nell'altra direzione, prima la portiamo indietro, poi la facciamo salire bene verso l'alto, la spingiamo in avanti e la facciamo scendere e rilassiamo, distendiamo. Prendiamo qualche bel respiro profondo. Poi adesso portiamo le braccia verso l'alto, tutte e due le braccia verso l'alto, le apriamo un po', spingiamole bene verso l'alto, come se volessimo toccare il soffitto, teniamo un attimo questa posizione, poi le facciamo scendere, giù, spingiamole bene verso il basso, come se volessimo toccare il pavimento con la punta delle dita, poi su ancora, allungo, braccia un po' aperte, tocco il soffitto, giù le braccia, tocco il pavimento. Naturalmente immaginiamo di toccare il pavimento, per dare una bella spinta, non arriviamo al pavimento. E rilassiamo ancora. Bene, distendiamo. Adesso portiamo un ginocchio verso l'alto, mani intrecciate sul ginocchio, dentro il respiro, fuori il respiro. Scendiamo un po' con la fronte verso il ginocchio. Ricordiamoci sempre, dove arriviamo va bene, non forziamo. Rimaniamo un attimo così, poi ci risolleviamo, abbassiamo il ginocchio,
Solleviamo l'altro ginocchio, mani intrecciate sul ginocchio, dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno. Ripetiamo ancora, l'altro ginocchio, dentro il respiro, fuori il respiro. Torno ancora. Cambio gamba, su, dentro il respiro, fuori il respiro e ritorno. Adesso su ancora questo ginocchio, disegniamo dei cerchi nell'aria con il ginocchio, anche qui senza forzare quello che riusciamo a fare e poi nell'altra direzione. Ci fermiamo, rilassiamo e sull'altro ginocchio, cerchi lenti, ampi, ampi quanto possibile. Nell'altra direzione. Bene, rilassiamo, distendiamo. Portiamo le mani alle spalle, dentro il respiro, fuori il respiro. Molto lentamente entriamo in torsione e torniamo al centro. Dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno, dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno ancora al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno. Rilassiamo e distendiamo. Adesso portiamo le mani al cuore. Distendiamo le braccia in avanti. Immaginiamo di aprire uno spazio davanti a noi, poi sulle braccia verso l'alto. Ci allunghiamo bene, le facciamo scendere lentamente e immaginiamo di disegnare un cerchio intorno a noi, un cerchio di luce, un cerchio di gioia. Facciamo scendere bene le braccia, spingiamole indietro, portiamo un po' indietro la testa, inarchiamo un po' la schiena e poi riportiamo le mani al cuore. E lo facciamo ancora. Inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro, tutto con leggerezza. Su le braccia verso l'alto, ci allunghiamo bene, immaginiamo che esca un fascio di luce dalle nostre mani e disegna uno spazio luminoso tutto intorno a noi, uno spazio di gioia. Poi portiamo indietro le braccia, inarchiamo un po' la schiena, un po' indietro la testa e ancora riportiamo le mani al cuore e disegniamo ancora una volta un cerchio di luce e un cerchio di gioia. Dentro il respiro, fuori il respiro. Le braccia salgono, ci allunghiamo bene verso l'alto, le braccia scendono lentamente e vediamolo, creiamolo, questo spazio luminoso intorno a noi, questo spazio che si riempie di gioia. Avvolgiamoci nella luce, avvolgiamoci nella gioia. Portiamo indietro le braccia, apriamo il cuore, lasciamo che il cuore si riempia di luce, si riempia di gioia. E poi le mani ritornano al cuore, le rilassiamo, le abbandoniamo, cerchiamo di rimanere immersi
per tutta la nostra giornata in questo spazio di serenità, di tranquillità, di luce e di gioia. Vi auguro di passare una buona giornata e ci vediamo presto. Grazie a tutti.